Saluti a tutti. Chi si ricorda qua nel 2003 c'erano 5 persone vestite da fantasmi, erano 5 donne ed era la prima volta che denunciavamo i casi dei morti a Quirra. Al tempo 2001 avevamo come dato numerico 11 deceduti su una popolazione di 130 abitanti. Volevo dirvi che oggi questi dati vanno aggiornati. Nel territorio di Quirra non vivono più di 50 persone, il resto è una fluttuanza continua, però i morti sono aumentati, purtroppo siamo arrivati a 27 per difetto. Vorrei avvisare voi che siete presenti, ma anche chi vive qui a Quirra, che c'è una preoccupazione altissima, nel senso che i pastori temono di venire evacuati. Se ci dovesse essere il rischio ambientale, dovessero mandare via loro, è chiaro che devono mandare via tutta la popolazione del Sarrabo. Non dobbiamo perdere in questo senso. Un solo pastore spostato a Quirra significa che la Sardegna ha perso questa battaglia. Per cui questa sarà una resistenza contro la loro volontà, non si può operare assolutamente nulla. La cosa che abbiamo notato con estremo favore in questi ultimi tempi è la fiducia estrema non solo per il comitato del Sarrabo Gerrei con il quale la gente collabora, ma anche la procura di Lanusei, che ci ha ovviamente intervistato e ci ha anche dato la misura di quante persone stanno andando a Lanusei, ma anche a Muravera, dove hanno creato un distaccamento della procura. Quanta gente sta dando materiali, quanti stanno parlando, questa guardia dell'omertà abbassata. Ci rimane da dire che l'omertà peggiore a questo punto è quella istituzionale. Abbiamo avuto il rifiuto da parte del sindaco di Villa Puzzo di una sala o di partecipare a una giornata di confronto come questa. Per noi non è una novità, è 10 anni che lo invitiamo, i 10 anni che non partecipa assolutamente a nulla. Non solo, ma anche i sindaci coinvolti all'interno del monitoraggio ambientale non partecipano alle assemblee, tranne quello di San Vito che ha dimostrato una sensibilità maggiore.